Laura, che bello che lei venire qua. Bene. Mi ricordi tu cosa che nei gnocchi? Nei gnocchi solo ingredienti semplici. Abbiamo la farina, la ricotta, o me ancora la puina. Dopo ovviamente un pochettino di sale, per condirli usiamo il burro, la ricotta affumicata, un po' di stravecchio, salve che non fa mia male, e no, altri che mettiamo un po' di, invece dell'acqua, un po' di latte. Un po' di latte. E questo è il piatto della tradizione della Lessinia. Proprio della tradizione. Era un piatto semplice proprio perché i malgari, qua siamo in una malga, arrivavano in alpeggio, certo, e ci rimanevano tanto tempo, quindi quel che aveva a disposizione era poco. Certo. Allora partivano con i carretti e i sacchi di farina a maggio e dopo il resto degli ingredienti che l'aveva, se le produceva, certo, qua direttamente in malga. Piatto semplice ma ricco di energia, perché sì, bello importante. Ce ne correva di energia, certo, vero? Le giornate cominciavano all'alba con la raccolta della mandria e la mungitura, poi si cercava di accompagnarla sulle zone in cui noi andava mia, certo, a mangiare, e poi c'era di nuovo la mungitura la sera, quindi le giornate erano lunghe e era bisogno di energia. Di energia. È la stessa energia che avrete anche voi quando verrete domenica 2 febbraio alla Fiera Agricola di San Biagio, perché questi gnocchi con Laura e i suoi collaboratori li vedrete fare davanti ai vostri occhi, ma non solo fare, li potrete anche assaggiare. Perché vuole energia anche a guardare. Giusto, allora che la diamo tutta. Domenica 2 febbraio, Fiera di San Biagio a Bovolone. Io, Laura, Malga Campegno e i gnocchi sbattuti della Lessinia. Una prelibatezza che io amo particolarmente. Non sono mia qua a caso. Infatti questi gnocchi qua, vuol dire, vanno bene anche a colazione. Io alle 9 del mattino. Perfetti. Ci vediamo a Bovolone. Ecco, forchettina. Adesso. Dai.